Buona serata, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Buonasera al Sindaco di Padova Sergio Giordani che è venuto a trovarci in studio questa sera. Avete come di consueto i riferimenti per poter interagire con la nostra trasmissione. Potete mandarci un sms al 345 334 1171 oppure potete mandare una mail al sindacorisponde@gruppotv7.com. Sindaco, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione del Sindaco Risponde. Di conseguenza, se per lei va bene, sfrutteremo questa puntata in maniera un po' diversa dalle altre. Ne approfitteremo per fare un punto su ciò che è successo di rilevante nell'ultimo anno e soprattutto cercheremo di dare uno sguardo al futuro, perché Padova è una città che sta cambiando e sta cambiando molto. Prima però, facciamo così. Cominciamo dalla strettissima attualità, perché credo sia necessario e che in realtà ha molto a che fare con il futuro di Padova, perché il tema è quello legato al Borgo Magno. È giunto nelle scorse ore un annuncio importante, un annuncio atteso dai cittadini e dalle cittadine di Padova e ovviamente anche dai commercianti, soprattutto quelli della zona sia dell'Arcella che del centro. Però andiamo prima a vedere il servizio, così capiamo cosa cambierà a brevissimo, da settembre, speriamo da settembre, poi ne discutiamo insieme. Andiamo a vedere il servizio. Il cavalcavia Borgomagno riaprirà la circolazione dei mezzi privati in direzione Arcella. L'annuncio arriva da Palazzo Moroni dopo settimane di valutazioni da parte dei tecnici comunali. La soluzione individuata consiste in una nuova corsia preferenziale affiancata alla corsia delle auto, nel tratto che dalla rotonda di via Codalunga arriva fino quasi al semaforo in cui il traffico si interseca con la linea del tram. Per realizzare la corsia preferenziale sarà necessario un intervento che sposta la ciclabile più a destra. Così gli autobus potranno correre nella corsia preferenziale e trovarsi vicino al semaforo, non imbottigliati nel traffico. Il semaforo sarà poi regolato in maniera tale da ridurre il più possibile l'interferenza con il tram e quindi evitare gli incolonnamenti e la compresenza di più autobus e tram a stressare il ponte. Il costo dell'intervento è stimato in circa 50.000 euro e l'obiettivo è quello di concludere i lavori entro settembre. Non potevamo permetterci di riaprire il Borgo Magno come era aperto fino a qualche mese fa, perché il tram veniva penalizzato moltissimo su quei 200 metri, accumulava un ritardo che poi rendeva fisiologico l'aumento delle fermate delle persone alle prossime fermate, e questo continuava ad aumentare il ritardo, andando a incidere sia sull'efficienza del servizio ma anche sulle pause degli autisti. Quindi riaprirlo come prima non era possibile, dovevamo trovare una soluzione che riuscisse a risolverci questo problema. Nelle ultime settimane la chiusura della corsia del cavalcavia Borgomagno ai mezzi privati, necessaria per interventi urgenti di manutenzione, aveva causato il malcontento di commercianti e residenti della zona, e questo perché gli automobilisti sono attualmente costretti a riversarsi sul cavalcavia Sarpi-Dalmazia, congestionando la viabilità della zona, soprattutto nelle ore di punta. In futuro comunque il cavalcavia Borgomagno, il principale collegamento fra l'Arcella e il centro, sarà abbattuto per lasciare spazio al passaggio dell'alta velocità. La notizia della riapertura del ponte a settembre è stata accolta con soddisfazione dai commercianti che in mattinata avevano depositato in municipio 3.100 firme raccolte nel quartiere. Era un epilogo per certi versi auspicato, ma per altri assolutamente obbligatorio, ha commentato il presidente dell'Ascom di Padova, Bertin. Intanto però nuovi disagi sono attesi in un'altra zona della città, vale a dire Padova Est. In queste ore infatti è scattata la chiusura di 2 corsie su 3 del ponte Darwin in direzione nord, che proseguirà per tutta la settimana. Chiusura che si è resa necessaria per realizzare alcuni interventi di asfaltatura. Siete soddisfatti, Sindaco, della soluzione che avete trovato per il Borgo Magno? Personalmente sì, devo dire bravo all'Aragona, bravi tecnici comunali, sono riusciti a trovare la soluzione giusta. Me l'hanno presentata, ha fatto vedere, un applauso, perché vorrei chiarire una cosa, però non è che avessimo qualcosa contro la Cella, assolutamente. Ricordo che siamo impegnati moltissimo nella Cella, dall'ex CONI, da battere e sistemare, alle avalli già quasi definita, piuttosto che il Configliacchi, la parte sia storica che è stata acquistata
da alcune sarà ristrutturata, la parte posteriore che sarà acquistata spero entro settembre. Poi lo spieghiamo magari nel dettaglio perché sì. È un bel tema, credo che tratteremo bene quello dell'Arcella. Sì, abbiamo fatto tantissime cose e ne faremo tante. Non c'è assolutamente la volontà di creare problemi all'Arcella. L'Arcella è una città, nella città sono 40.000 abitanti e sempre abbiamo fatto il possibile, però c'era un problema di fragilità del ponte, di sicurezza, che è una cosa importante, per cui forse siamo stati un po' intempestivi, abbiamo sbagliato qualcosa nella comunicazione, non avevamo condiviso, però il problema era la sicurezza, per cui dopo i tecnici sono messi al lavoro con l'assessore, hanno trovato una soluzione come positiva, anche perché nel frattempo è arrivata una comunicazione verbale per quanto riguarda le ferrovie, che non sapevamo esattamente, però deve essere ancora certificata per quanto riguarda dove sapete doveva venire il macello la prima settimana di luglio, verrà probabilmente entro 15 giorni, in cui sarà presentato il piano totale, stazione nuova, cavalcavia Borgomagno, parcheggi, tutto quello che è inerente alle ferrovie, anche l'abbattimento del ponte che spetta a loro, abbattimento del ponte che verbalmente detto sarà necessari 2 anni di lavori tra abbattimento e costruzione, e tutto in 8-9 anni, non domani. Noi immaginavamo che fosse molto più rapida, il certificato sarà 8-9 anni. Quindi 2030-2031 forse? Già con l'alta velocità, perché certo. Bisogna prima fare la stazione, dopo bisogna abbattere il ponte, e dopo ricostruirlo e dopo arriva l'alta velocità, per cui è una serie di cose molto importanti. E sarà un cambiamento epocale per la città l'alta velocità? La stazione diventa bifacciale, vuol dire che sarà rivolta verso l'Arcella, per cui significa quel famoso riallaccio del quartiere più importante, parlo in termine numerico, che vuol dire agganciarsi, vuol dire agganciarsi l'Arcella, è un'operazione importante, in cui anche le ferrovie sono interessate, e seguirà il piano di Boeri, per cui vuol dire che sarà una ciclo pedonale superiore, sarà verde, tutte le cose che abbiamo detto, però il progetto non l'abbiamo ancora visto, e quando sarà il progetto presentato ovviamente sarà condiviso con i quartieri, con i residenti, però definitivamente non sappiamo ancora. Ci ha dato degli indirizzi in cui di volta in volta è possibile, non è possibile, per cui il quartiere Arcella non è stato penalizzato. Ci abbiamo cercato di fare il possibile. Il 1° settembre sarà riaperto, anche prima, spero. Io sono soddisfatto. Sì, insomma, però insomma, in qualche modo era anche comprensibile, no, Sindaco, il timore un po' dei commercianti, oltre che quello dei residenti, perché effettivamente è il più importante collegamento tra l'Arcella e il centro di Padova. L'avevano consegnato proprio ieri mattina, tra l'altro, i commercianti, più di 3.000 firme. Sì, siamo stati più veloci. Devo dire che i tecnici hanno lavorato moltissimo su questa faccenda, e anche l'assessore, ma tutti insieme abbiamo trovato una soluzione per me ottimale. Ciclabile, il tram, mezzi pubblici non vanno penalizzati, va portato a 2 corsie per le auto, per cui molto bene, sono molto soddisfatto. Visto che parlavamo, sì. Si trova sempre una soluzione, basta ragionare, stare tranquilli. Io capisco perfettamente che sia chiaro rispetto ai commercianti, ai cittadini, però siamo riusciti a fare qualcosa e penso importante. Parlava poco fa, insomma, dell'Arcella, di tutte le progettualità che avete in piedi, insomma, per così dire, per il rilancio dell'Arcella, un quartiere, come detto, assolutamente il più popoloso, per così dire, della città, 40.000 abitanti, soprattutto insomma, con il bando qualità dell'abitare vi siete concentrati su alcune zone, Piazza Azzurri d'Italia, l'ex appunto Configliacchi, l'ex CONI, l'area Valli che adesso ha cambiato radicalmente volto, insomma ci racconti un po'. Moltissimi appartamenti. Per cui saremo in fase di struttura moltissimi appartamenti, e qua devo dire che è stata un'operazione sotto l'aspetto qualitativo importantissima. L'Arcella è già un quartiere eccezionale, ha tutti i servizi, ha qualsiasi cosa, è grande, e più modificando
l'area Valle, è venuto fuori bellissimo, un parco 10.000 metri quadrati. Mi ricordo c'era una casa, quando sono stato eletto, da 8 milioni di euro. Alla fine abbiamo acquistato per 600.000 euro, 650. L'exconi, che vedete, sarà demolito e rifatto. Veramente la cella cambierà ulteriormente, è già un bellissimo quartiere, già bellissimo. La politica ogni tanto mette sotto accusa questo quartiere, però chi vive nella cella è contento, sereno, felice. Ovviamente bisogna pensare anche all'integrazione. Moltissimi studenti, non si trovano appartamenti nella cella, sono tutti occupati, venduti. Per cui la qualità della vita è anche molto buona per quello che mi riguarda. Ci racconti un po' del Configliacchi, perché diverse anime sorgeranno in un'unica struttura, quindi siete riusciti anche qui a riqualificare totalmente questo storico edificio della città. Abbiamo già acquistato la parte storica, vuol dire quella via Tiziano Aspetti. Verrà rifatta completamente perché è una parte protetta. Per cui sarà sala di quartiere, anche solo cucina, solo aspetto cucina sperimentale, veramente una cosa, sotto tutti gli aspetti importanti. A parte posteriore, che non è protetta, c'è una perizia in corso, sarà finita entro fine agosto-settembre, in maniera tale da definire il valore, perché attualmente il valore non è definito in maniera esatta tra provincia e Configliacchi. Per cui non è un problema economico, è un problema di responsabilità, che può prendere uno o prendere l'altro. C'è stato nominato dal Tribunale, che ringrazio anche per la velocità che ha fatto tutta l'operazione precedente, Santinello è stato molto bravo, ci ha dato una mano, il perito definirà il prezzo. Quando è stato detto il prezzo, la provincia acquisterà, non c'è più responsabilità da parte di nessuno, per cui possono iniziare i lavori. I lavori vuol dire costruire una scuola, che è decisamente importante. Ci sono già le risorse, per cui anche questa cosa sarà terminata entro il 2026, perché anche qui c'è il famoso PNRR. Noi abbiamo tantissime risorse, 500 milioni, che vanno messi a terra entro marzo 2026. Non è una cosa facile, però ci riusciamo. State correndo, state correndo. Stiamo correndo. I tecnici comunali hanno una fortuna incredibile, sono 28 dirigenti, tutte le seconde linee, collaboratori, tutti stanno lavorando con passione. Magari lasciano perdere qualcos'altro, perché sono talmente impegnati che magari il giornaliero lasciano perdere qualcosa, qualcuno si può arrabbiare, però non è possibile perdere nemmeno un euro del PNRR, per cui stanno dando il massimo. Tanto per dare l'indicazione, a livello di luglio il 70% del PNR di Padova andrà in gara e a fine settembre sarà terminato tutto. Non è facile, vi garantisco. Penso, e ho avuto modo, sono andato al Ministero da poco, e c'erano i complimenti perché Padova sta andando forse una città più veloce di tutta Italia, veloce nell'attuazione della parte operativa. E sono molto soddisfatto perché sia assessori, tecnici, tutti quanti stanno collaborando al massimo con passione. Non è facile, 2 linee di tram, la questura che non è PNR, però il finanziamento anche questo è arrivato. Non mi anticipi i temi, perché ne avremo da parlare quest'oggi. Sì, anche perché poi tra l'altro, oltre a essere una tra le città messe meglio dal punto di vista dei tempi, siete anche una delle città che ha ricevuto più fondi del PNRR, quindi questo vi carica ancora di responsabilità. Insomma, la città capoluogo che ha ricevuto più finanziamenti di tutti, più di tutti, 500 milioni, più altre iniziative, tantissime. Io lo so che saranno problemi i prossimi anni, perché la viabilità, tutte le cose che dobbiamo fare saranno enormi, poi diventerà un cantiere. La gente lo sa che la gente si lamenterà, si lamenterà, questo è chiaro, però io immagino già Padova, non 2020, tra 6-7 anni, sarà una città diversa, una città con una stazione nuova, una alta velocità, un ponte Borgomagno nuovo, con una cella rimodellata nuovamente, con una questura nuova, 2 ospedali. Una città, come ha detto l'Assist, anche con una fiera nuova, ma di questo ne parliamo subito dopo la pubblicità. Ci prendiamo la prima pausa e poi torniamo tra poco con il sindaco di Padova.